Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo a Cagliari per raccontarvi la prima edizione di Sardegna in Fiera e per partire vogliamo raccontarvi la storia di Giorgio, un parcheggiatore abusivo che abbiamo trovato qui nei parcheggi. Sono tanti i parcheggiatori che aspettano l'arrivo delle macchine per chiedere un'offerta, per chiedere qualche spicciolo per sopravvivere, italiani e non. E Giorgio ci raccontava dei suoi problemi, delle sue difficoltà che lo hanno costretto a guadagnarsi da vivere in questo modo. Parcheggiatore abusivo ma onesto, ci raccontava, è così? Sì, è così. Io cerco di sopravvivere chiedendo una piccola offerta alle macchine che parcheggiano qui quando ci sono queste manifestazioni qui, però non mi è permesso, perché quando viene la polizia non ci dice niente, allora, cioè, a noi ci chiede documenti, di tutto e di più, ci manda via, ci denuncia, ci sono i senegalesi, a loro non gli fanno niente, cioè questo non è giusto, noi chiediamo una piccola offerta senza pretendere, senza niente. Se non ce li dà bene, se non ce li danno pazienza, cioè almeno, dato che non c'è lavoro, almeno permetterci di fare questo senza avere molti soprusi. Ecco, Giorgio ci ha fatto una richiesta, la richiesta di non essere ripreso per una questione di privacy, perché ci raccontava una questione anche di dignità. È frustrante fare questo lavoro, è frustrante sentirsi costretti a guadagnarsi da vivere in questa maniera. E poi c'è gente che ci parla male anche. Cioè dobbiamo subire tutti, di tutto e di più dobbiamo subire, cioè parolacce, minacce, che noi la chiediamo gentilmente, non siamo disonesti, cioè no, se noi avessimo un posto di lavoro queste cose non le faremmo mai e poi mai. Giorgio, ma quanto si riesce a guadagnare in una giornata di lavoro come questa? Guarda, qui oggi, essendoci dalle 7:30 del mattino fino ad adesso 15 euro guadagnato, devo mangiare, poi mi sono fatto un panino. Quindi qua mi è rimasto 12 euro, 13 euro, poco e niente, perché c'è gente che non ce li dà a noi, non ci danno niente, chiedendo gentilmente, onestamente, offriamo questo servizio, anche se abusivo, cioè 20 euro il massimo quando va bene, altrimenti poco e niente. Ma tu hai famiglia? No, per fortuna no, altrimenti no, mi sarei già ammazzato. Giorgio, quali sono i problemi principali di chi fa un lavoro, se così possiamo chiamarlo, come il tuo? A parte i controlli della polizia, la convivenza anche con... No, vabbè, tra di noi, perché ci conosciamo qui, siamo pochi e ci conosciamo, ci aiutiamo l'uno con l'altro. Facciamo una macchina quando vengono. Uno fa una macchina, poi ne arriva un'altra, va all'altro, a turno facciamo. Cerchiamo di aiutarci così tra di noi, italiani. Ecco, mi raccontavi anche dei problemi di convivenza però con i parcheggiatori extracomunitari. Perché loro quando sono in molti ci mandano via noi e comandano loro, perché essendo in 50 e noi in 4 o in 5 non possiamo fare niente, dobbiamo prendere e andarcene, perché altrimenti passiamo guai noi, perché a loro non gli fanno niente, passiamo guai noi, guai seri anche, perché noi abbiamo tutto da perdere e loro non hanno niente da perdere. Per quale motivo secondo te c'è questa differenza di atteggiamento da parte delle forze dell'ordine? Non lo so, non te lo so dire, perché loro sono tutelati anche dallo Stato italiano sono tutelati, cioè gli danno di tutto e di più, gli danno le case, gli danno da mangiare, li ospitano e tutto, gli danno soldi e a noi non ci danno un posto di lavoro che chiediamo dignitosamente, cioè un posto meglio di qua, un posto di lavoro tranquillo. Aiutano più a loro che a noi, a loro gli danno le case, non pagano luce, non pagano niente, proprio niente. Molti di loro vanno a chiedere l'elemosina fuori dai supermercati oppure al mercato San Benedetto o in altri posti vari e loro lo possono chiedere l'elemosina. Sono affermazioni molto forti quelle che fai tu, forse dettate anche un po' dall'esasperazione. Dalla rabbia, sì, anche dalla rabbia, sì. Guarda, io a molti di loro li conosco, sono tranquilli, però mi dà fastidio questo. Cioè almeno a permetterci un po' di lavorare, di farci qualche piccolo, un paio di euro per sopravvivere, per portare il pane a casa, capito? Solo per quello. Ecco, dopo aver raccolto questa testimonianza vi invitiamo a continuare a seguirci, perché noi adesso andremo avanti ed entreremo nel padiglione della prima edizione di Sardegna in Fiera per raccontarvi gli altri aspetti di questa manifestazione. Continuate a seguirci.